Eder. Mech. Pallister. Ciao caro Eder. Oggi facciamo seguito alla notizia della proroga ottenuta dalla Cattaneo. Credetemi, ben venga, perché vuole essere ancora più sicura per quello che attesterà, ovvero che Lily è stata aggredita e soffocata. E ciò l'abbiamo detto. Ed a riguardo vorrei precisarvi meglio cosa abbiamo rilevato rispondendo a delle perplessità che sono sorte e che avete esternato in qualche commento. Per cui, Eder, ti prego di mostrare il provvedimento del GIP per aiutarci oggi nel chiarimento che vi devo. Allora, noi abbiamo parlato del rinvenimento delle macchie di Tardieu a livello polmonare. Abbiamo detto che esse provano l'asfissia e abbiamo però anche detto che in collegamento a tale dato abbiamo anche la risolutezza della rigidità cadaverica totale al collo di Lily. Ciò spiega che non esiste un caso di autosoffocamento di Lily perché se no non avrebbe avuta, invece, allora ciò significa che il suo collo è stato manipolato in vita proprio per un'azione forte di pressione, in un'azione di soffocamento, in cui è stato coinvolto anche il naso, le labbra, la lingua e parte del sopracciglio. Come potete leggere, il dato della lesività al naso è cosa certa, ma non si tratta di frattura, piuttosto una forma di contusione importante da pressione. Il magistrato chiede l'origine di essa e se quindi il decesso sia frutto di opera di terzi a danno di Lily. Noi abbiamo già detto di sì e la Cattaneo sta approfondendo proprio tali evidenze che voglio ripetere oggi con voi. Qui il dato sulla lassità articolare cadaverica del collo collegato alle macchie di Tardieu non l'ha fatto nessuno in Italia ad oggi, perché tutti hanno creduto che tale fosse conseguenza di una manipolazione post fatta dai medici legali in sede di ispezione cadaverica esterna al ritrovo del cadavere. Non è affatto così e su ciò andiamo contro anche al dato espresso da un luminare come il professore Fineschi. Noi siamo certi che l'assenza della rigidità al collo sia dovuta ad una pressione imponente esercitata dal verso sul collo in azione di soffocamento indotto contro Lily, che ha determinato l'asfissia che è conseguenza proprio della pressione. Tale ha anche dedotto la lesività al naso e labbro, parte di lingua e sopracciglio con fuoriuscita di sangue, da cui colore bluastro alla bocca e alla lingua, ovvero le macchie al basso collo. Lily è stata soffocata e non c'è stata l'intenzione di soccorso di certo. Ciò atto dovuti per precisare la nostra ipotesi di origine morte. L'antropologa forense Cristina Cattaneo è stata incaricata dalla Procura di Trieste di redigere una consulenza medico-legale riguardante il caso di Liliana Resinovic. Una vicenda che ha destato grande interesse e preoccupazione nella comunità. Recentemente, la Procura ha concesso un'estensione di 30 giorni per la presentazione di tale consulenza, posticipando così la scadenza originariamente fissata per il 15 gennaio al nuovo termine intorno al 15 febbraio. Questo rinvio è stato deciso in seguito a una precedente proroga concessa a dicembre, quando la data iniziale era già stata rivista. La consulenza in questione non sarà frutto del solo lavoro della professoressa Cattaneo. Infatti, sarà una relazione congiunta, firmata anche dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, e dall'entomologo Stefano Vanin. Questi esperti costituiscono il team peritale nominato dal sostituto procuratore Maddalena Chergia, con l'obiettivo di elaborare un approfondito esame medico-legale che possa far luce sulle circostanze della morte di Liliana Resinovic.
La necessità di un nuovo esame sui resti della Resinovic è stata sollecitata dal giudice per le indagini preliminari, Luigi Dainotti. Quest'ultimo ha scelto di non accogliere la proposta della procura di archiviare il caso, evidenziando invece oltre 20 punti specifici che richiedono ulteriore indagine e chiarezza. Il giudice Dainotti ritiene, infatti, che una perizia più approfondita possa riaprire nuovi scenari investigativi sulla morte della donna di 63 anni. Secondo alcune indiscrezioni riportate da un quotidiano di Trieste, che ha anticipato alcune delle informazioni emerse recentemente, la perizia potrebbe aver rivelato la presenza di segni e lesioni sul corpo di Resinovic che sarebbero compatibili con l'intervento di terze persone, contraddicendo così l'ipotesi iniziale di suicidio. Liliana Resinovic era scomparsa il 14 dicembre 2021. Dopo essere uscita di casa senza lasciare tracce. Il suo corpo è stato rinvenuto il 5 gennaio 2022, in circostanze particolarmente inquietanti. Era stato chiuso in 2 sacchi destinati ai rifiuti solidi urbani, e la testa avvolta in 2 sacchetti trasparenti solitamente usati per conservare alimenti. Questo scenario, nonostante la sua stranezza, aveva inizialmente portato a concludere che si fosse trattato di un suicidio. Le indagini furono affidate alla polizia, ma nessun elemento chiarificatore emerse immediatamente. Al momento del ritrovamento, la donna non aveva con sé documenti, telefoni cellulari o portafoglio, aumentando ulteriormente il mistero intorno alla sua scomparsa e morte. Malgrado i numerosi esami effettuati sulla salma, la procura non è riuscita a convincere il giudice dell'archiviazione del caso. Il GIP del Tribunale di Trieste ha deciso di mantenere aperta l'inchiesta, con la speranza che la nuova consulenza medico-legale possa finalmente fornire le risposte necessarie per risolvere questo caso complesso e doloroso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.